A ringraziabile seguire nanta nostra pagina Facebook e compa qui e simu nanta agumun di Euile di Bedrabugno sta settimana o di manda a scontra una famiglia di Bastor e Martinetti cu Denis Martinetti stala du nanta agumun di Euile sobra u baizulu di Guaidela o ridroemu zubidu nanta esplodazione. France Bleu, RCFM. E qui ci troviamo all'altezza di Guaidela, in un luogo che si chiama Campo, siamo a 450 metri d'altezza. Io mi sono installato qui in 95 e dopo siamo sempre stati qui in questi luoghi, ma all'epoca con la mappa non c'era mica pista, c'era giungere di strada qua, c'era 600 metri a fare. Come animali avevamo capre e vacche. E sumeri, ma bon, sumeri siamo così più per passione che per lavoro. A quei capre avevamo gaggio e quei vacche, i vitelli, vendiamo i vitelli e la carne. Da mia famiglia c'erano i motivi che avevano le vacche, ma piuttosto non da feringole, qui non da ville no. Da mia famiglia avevano su Milano, vendivano in mercato, ma non avevano mica animali. E noi siamo delle ville di Larzeto esattamente, poi solo Larzeto. E ricordi quando eravamo zitelli, tutto il mondo, ognuno faceva il suo porco, facevamo vino, facevamo Suminano, e gente Suminano vendevano in mercato, noi zitelli aiutavamo a fare la roba per preparare le vitture per l'indomani mattina. Ma tutto questo è perso, malorosamente non c'è più niente né chi fa il vino, né chi sciacquetteggia, tutto questo è perso, siamo troppo vicini a Bastia. Allora, le ville è più una città tortuosa che un paese di paesani. Tutto, noi abbiamo fatto questo qualche anni fa per far assaggiare i nostri prodotti, perché la gente con l'essi non assaggiava il gaggio nostrale, la carne, dopo abbiamo un orto, facciamo il nostro giardino e dopo facciamo assaggiare i prodotti che parecchio non conoscono mica. E dopo a me c'è i movioli, c'è un violino che spero che per una seguita, ma bon, con le casate, abbiamo attanto. Allora, la passione l'hanno, vedremo se le vorranno continuare dopo a noi. On se retrouve bien sûr demain pour la suite de notre balade sur la commune des Huiles di Bedrabugno dans les Campacui. Et demain, on va parler gastronomie. A ringraziare a tutti e a domani. France Bleu, RCFM.